Buongiorno a tutti, anche oggi da Fishing Academy e Cuisine, dagli chef del mare, faremo le solite nostre ricette. Intanto volevo oggi iniziare ringraziando i nostri amici di Venezia Channel. Oggi faremo una ricetta con asparagi, visto che è il periodo, e gamberi. Ricette sempre ovviamente facili, che vanno sempre dai 4 ai 9 minuti al massimo. Cominciamo accendendo il fuoco dell'acqua della pasta e quello della nostra pentola dove andremo a cucinare. Allora, sulla pentola, come vedete, ho già messo della cipolla, un po' di cipolla e dell'olio. Facciamo scaldare per bene, andiamo ad aggiungere del sale e del pepe. Allora, un po' di sale abbondante, andiamo ad aggiungere un po' di pepe. Ovviamente io resto a casa e cucino da casa. Volevo ringraziare tutti coloro che come me, come tanti altri, rimangono a casa, visto che la soluzione del problema è rimanere a casa. Perfetto. Allora aspettiamo che soffrigga la cipolla. Facciamo soffriggere. Anche queste sembrano, dite, asparagi, gamberi, un piatto di lusso. Se invece andiamo a pensare, non è proprio di lusso, nel senso che usiamo esattamente 4 gamberi di numero e stiamo usando esattamente 6 punte di asparago che andremo a tagliare prima a metà e poi di nuovo a metà della metà, e facciamo 4 parti. Questo se prendete solo le punte. Se invece prendete l'asparago intero fate uguale con gli avanzi e poi andremo a fare un risotto o qualcos'altro. Il trucco di oggi è mettere nel sugo della liquirizia. Ovviamente voi mi direte, ma non tutti hanno una liquirizia in casa, difatti non ce l'ho neanch'io, però fatalità avevo una caramella della Saila, grazie Saila, alla liquirizia. La andrò a mettere nel soffritto di cipolla, che lei piano piano andrà a sciogliersi nel nostro sugo. Benissimo, a questo punto andiamo ad aggiungere le nostre punte di asparago. Perfetto, aspettiamo un attimo prima di soffriggerle, lasciamo proprio che friggano un pochino. Benissimo, nel frattempo tagliamo anche i gamberoni a metà, quindi li avevo puliti precedentemente. Ovviamente usiamo e usate possibilmente solo prodotti italiani in questo momento, ma sempre è importante, lo ripeterò fino alla morte, perché abbiamo veramente dei prodotti in Italia da fare invidia al mondo, quindi usiamo prodotti italiani. Una volta tagliati a metà, i nostri asparagi stanno andando, la sua bella caramellina, facciamo friggere bene. Ora andremo a sfumare con del vino bianco. Perfetto. E li lasciamo andare. Nel frattempo comincerà a bollire la pasta e buttiamo la pasta. Nei 5 minuti 6 stiamo usando dei tagliolini di cottura, sarà pronto anche il nostro sugo. Oggi volevo dirvi anche che in questi giorni stiamo montando anche dei video di tutorial di pesca fatti dal nostro Davide Merlo, che è un affiliato Fishing Academy e Cuisine, e per quanto riguarda la Sardegna. Quindi a breve, insomma, in questi giorni qua vi faremo vedere anche qualche video sulle tecniche di pesca, montature e quant'altro. Perfetto.
La nostra caramella si è sciolta. Ora andiamo, l'acqua bolle, quindi caliamo la pasta. Vi ripeto, noi siamo in due, quindi queste sono sempre le dosi che state vedendo, sono per 2 persone. C'è anche un goccino d'acqua nei nostri asparagi. Perfetto. Benissimo, come vedete i nostri asparagi stanno andando. Benissimo. Ora andiamo a inserire anche i gamberi. Quel bel colore rosa. Come vi dico sempre, se avete un coperchio, ovviamente non lo metto, se no non vedete più la lavorazione, ma se avete un coperchio se lo potete mettere sopra, così fate molto ma molto prima. Perfetto, i tagliolini sono pronti, andiamo a scolare, poi salteremo la nostra pasta e finiremo la cottura. Li ho tolti 1 minuto prima, in modo tale che finirò la cottura nel sugo, così la pasta si prenderà tutti i profumi degli asparagi. Benissimo, andiamo a saltare la nostra pasta, poi se volete alla fine gli potete aggiungere dell'erba cipollina o del prezzemolo a piacere. La Fish Academy è tutto anche oggi, ci vediamo alla prossima, vi faremo vedere come sempre come servire il piatto. Ciao a tutti, ciao, grazie.